Buongiorno, sono il professor Dei Tos, dirigo l'anatomia patologica dell'azienda ospedaliera Ospedale Università di Padova e sono il responsabile della European Reference Network denominato EURACAN, dedicato ai tumori rari solidi dell'adulto. I tumori rari rappresentano tutti quei tumori che hanno un'incidenza inferiore al 6 casi per 100.000 abitanti. Nell'insieme costituiscono circa il 25% di tutti i tumori. Le criticità di un tumore raro è quello di avere una minor chance di una diagnosi corretta ed anche minore chance di avere conseguentemente il giusto trattamento. Lo scopo della EURACAN è quello quindi di produrre un miglioramento della qualità diagnostica a livello comunitario e naturalmente anche quello di sviluppare ricerca, attenzione, sviluppo di nuovi farmaci per quei pazienti che, essendo affetti da una malattia, da un tumore raro, da una malattia rara, corrono il rischio di essere discriminati appunto per effetto della rarità.